Dalle 5:30 siamo impegnati con 20 uomini, 6 mezzi, un'autoscala per un incendio che si è sviluppato all'interno di un'azienda che lavora in legno prevalentemente. Non abbiamo certezze, non abbiamo ancora l'assoluta garanzia di dove effettivamente si sia innescato, e detto ciò l'incendio ha cominciato a correre all'interno dei capannoni propagandosi anche accanto all'azienda limitrofa, e pertanto il tutto ha interessato 2 aziende contemporaneamente. Con un importante dispiegamento di forze e mezzi. Tanti uomini, tanti mezzi, e abbiamo nelle fasi iniziali avuto grosse criticità a gestire l'aspetto ricollegato al fumo e ai gas, in particolare dato dal fatto che vi erano anche delle importanti correnti ventose che impedivano l'ingresso e l'avvicinamento. E stiamo adesso arrivando in una situazione in cui stiamo mantenendo sotto controllo. Abbiamo un ultimo compartimento per cui però facciamo fatica a accedere da terra, e quindi stiamo appunto operando con l'autoscala dall'alto.